Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Il ponte si farà? Il governo taglia parte dei fondi per il cavalcavia sullo stretto di Messina e polemica per la decisione prevista nella nuova manovra finanziaria. All'attacco le opposizioni, ma il Ministero e la Stretto di Messina confermano l'opera si realizzerà. Messina, l'ex rettore Stagno dal Contres, indagato in un'altra inchiesta dopo quella per corruzione e truffa per cui è ai domiciliari, è accusato di un tentativo di depistaggio delle indagini per un incidente sul lavoro. Indagato anche Vincenzo Franza, amministratore delegato della Caronte Tourist. C'era anche l'assessora regionale al turismo Amata fra gli ospiti a casa dell'ex governatore Cuffaro per parlare di nomine. Ne è sicura la Procura di Palermo, che ha depositato altre intercettazioni nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità. La segretaria del PD Schlein a Catania, dopo l'Assemblea nazionale del partito, lancia la sfida alla Meloni e ricompatta i suoi in Sicilia. Mandare a casa Schifani. Intanto Cateno De Luca lancia il suo governo di liberazione. Dopo la falsa partenza di sabato scorso, oggi è il kick day per prenotare il Sicilia Express, il treno che riporta a casa i fuorisede a tariffe calmierate. A ruba i 1100 posti disponibili. A Palazzo dei Normanni a Palermo fa tappa la torcia simbolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i Tedofeo anche l'allenatore rosanero Pippo Inzaghi. Questo per i buongustai delle feste. Se a Natale anche in Sicilia il re della tavola è sempre il panettone, la regina indiscussa è lei, la scacciata, non solo a Catania. Calcio, ha archiviato il turbolento pari di Potenza e il Catania si prepara alla sfida casalinga contro l'Atalanta Under 23. In tribuna annunciata la presenza del patron Pelligra. Bentrovati. È polemica per la riduzione del finanziamento dei fondi per il ponte sullo stretto, prevista nella nuova manovra finanziaria del governo nazionale. All'attacco le opposizioni, mentre il Ministero e la società Stretto di Messina confermano l'opera si farà comunque. Francesco Triolo. Nel nuovo pacchetto di modifiche alla manovra finanziaria il governo utilizzerà il tesoretto messo a disposizione del ponte sullo stretto di Messina, soldi che saranno destinati alle imprese e alle ZES. Ad anticipare la riprogrammazione è stato il senatore Guido Quintino Liris, relatore del provvedimento che ha scatenato le opposizioni dopo l'annuncio di una sorta di definanziamento delle risorse per il ponte sullo stretto. Adesso quindi la questione è proprio sul futuro dell'opera, si farà o no? Per il Movimento 5 Stelle si è scritta la parola game over per Matteo Salvini. Italia Viva afferma: hanno capito che Salvini non è capace di fare il ponte sullo stretto e quindi lo definanziano. La segretaria del PD, Elis Klein, a margine della festa regionale a Catania, ha ricordato gli emendamenti dei democratici per rimodulare le risorse destinate a un progetto sbagliato e dannoso come il ponte, anche alla luce dello stop della Corte dei Conti, ha detto. Il Ministero dei Trasporti ha voluto chiarire le ragioni dietro il ricollocamento e assicura che Matteo Salvini è determinato a realizzare il ponte sullo stretto e farà di tutto per velocizzare il via ai lavori. I fondi sono stati ricollocati perché i cantieri saranno aperti nei prossimi mesi anziché entro fine anno come auspicato, si legge in una nota. Non c'è alcun rifinanziamento del ponte sullo stretto di Messina, ha ribadito anche l'amministratore delegato della Stretto Pietro Ciucci, che ha spiegato si tratta di un dovuto adeguamento e allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma realizzativo. Insomma, le modifiche sarebbero dovute alla nuova tabella di marcia che si è resa necessaria dopo i rilievi della Corte dei Conti. Passiamo ad altro. La Procura di Messina ha avviato un secondo filone di indagini nell'inchiesta che ha coinvolto il chirurgo plastico e l'ex rettore Francesco Stagno dal Contres, indagato insieme a lui per depistaggio anche l'imprenditore Vincenzo Franza. Francesco Triolo.
È stata divisa in due tronconi l'inchiesta della Procura di Messina che ha coinvolto Francesco Stagno dal Contres, il noto chirurgo plastico ed ex parlamentare, per la vicenda delle presunte estorsioni alle aziende farmaceutiche per un congresso a Giardini in Naxos. Dal Contres è finita ai domiciliari lo scorso 5 dicembre con l'accusa di concussione, corruzione, induzione indebita e truffa aggravata. Il secondo filone dell'indagine adesso coinvolge anche l'imprenditore Vincenzo Franza, AD della compagnia di navigazione Caronte Tourist, accusato insieme a Stagno di depistaggio, un fascicolo aperto durante le intercettazioni dell'inchiesta madre. È il caso dell'infortunio sul lavoro di un marittimo della Caronte Tourist avvenuto nel maggio 2024 a Salina sulla nave Nerea. Le conversazioni telefoniche tra Franza e Stagno dal Contres furono intercettate dai carabinieri. Franza avrebbe esercitato pressioni e concordato una prognosi inferiore ai 40 giorni, palesando un interesse aziendale sulla classificazione dell'infortunio. Il professore Stagno mostrò una notevole solerzia nell'assecondare la richiesta dell'amico. Il marittimo fu operato 3 volte, la diagnosi è stata di una frattura della rotula sinistra in aggiunta alle ferite lacero contuso e fu dimesso dopo un ricovero di 50 giorni. Nella lettera di dimissioni però confermata da Stagno era omessa la prognosi in giorni e la frattura della rotula. C'era anche l'assessora regionale al turismo Elvira Amata fra gli ospiti a casa dell'ex governatore Cuffaro per parlare di nomine. Lo sostiene la Procura di Palermo, che ha depositato altre intercettazioni nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità. Maglio Viola. Le nomine dei manager della sanità in Sicilia non si facevano a Palazzo d'Orléans, ma a casa dell'ex presidente della regione, Totò Cuffaro. È quello che sostiene la Procura di Palermo, che ha depositato altre intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità. Lo ha fatto a supporto del ricorso al Tribunale del riesame contro la decisione del GIP di disporre gli arresti soltanto per 3 delle 18 persone coinvolte nell'inchiesta. Per 2 di loro la Procura ha rinunciato alla richiesta, ma al giudice d'appello chiede adesso di disporre gli arresti per i 13 rimasti a piede libero e di disporre anche l'aggravamento del capo d'accusa nei confronti dell'ex presidente Cuffaro, attualmente indagato per traffico di influenze. Per dimostrare che Cuffaro era il vero manovratore di tutto, la Procura deposita un'intercettazione a casa dell'ex presidente, nella quale si discute di nomine in sanità. Al tavolo ci sono Cuffaro, quello che poi diventerà il manager dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone, e l'assessore al turismo di Fratelli d'Italia Elvira Amata. Caltagirone deve essere inserito nella terna dei papabili, ma ad Amata, l'ex presidente, chiede di non rivolgersi a Schifani, piuttosto al ministro Schillaci. Nell'inchiesta confluiscono anche colloqui con il commissario dell'AST, Mario Parlavecchio, e con il presidente della SAS, Mauro Pantò, quest'ultimo fedelissimo di Cuffaro. Tutto per blindare il trasferimento della moglie di Caltagirone, una operazione che serve, secondo l'accusa, a far sì che il manager dell'ASP sia poi a disposizione. Per questo la Procura chiede l'arresto anche di Caltagirone, così come dei collaboratori più stretti di Cuffaro, mentre non ci sono addebiti per Parlavecchio e Pantò, anche se il trasferimento della donna sarà poi portato a termine. La segretaria del PD Schlein a Catania, dopo l'Assemblea nazionale del PD, lancia la sfida alla Meloni e ricompatta i suoi in regione. L'obiettivo, dice, è mandare a casa Schifani. Luca Ciliberti. È chiaro che il presidente della regione Schifani non è in condizioni, non è nelle condizioni politiche di segnare una discontinuità e un cambiamento rispetto al grave sistema di potere che è emerso nelle tante inchieste che purtroppo coinvolgono la regione. È per questo motivo che noi chiediamo a lui di fare un passo indietro e di lasciare respirare quest'isola. Il messaggio è chiaro, l'avversario del centrodestra su tutti i tavoli, su quello nazionale e su quello regionale. Il Partito Democratico è il perno del campo largo su cui costruire la coalizione che sfiderà Giorgia Meloni. Lo sa il Movimento 5 Stelle, lo sa anche Giuseppe Conte, lo sa anche la Presidente del Consiglio, che non perde occasione per sfidare a duello Elly Schlein, che da parte sua ricompatte il partito in assemblea razionale e chiede a tutti uno sforzo unitario, anche in Sicilia. Sullo sfondo la frattura con la fronda parlamentare regionale, che non ha mai gradito il segretario Anthony Barbagallo, ma le dichiarazioni del deputato regionale Fabio Venezia rompono il gelo di questi mesi e mostrano segni d'apertura. Lo sforzo di Elly e Bonaccini contribuirà certamente a rimuovere ogni ostacolo, dice. Noi siamo qui a ribadire le priorità del Partito Democratico, la difesa della sanità pubblica universalistica, perché ci sono 6 milioni di italiani che non si riescono più a curare per le liste d'attesa, i salari che sono troppo bassi, mentre il costo
costo della vita continua ad aumentare. Gli ex ministri Speranza e Provenzano, intervenuti a Catania alla festa del Partito Democratico, non si sono sottratti e hanno ricordato che entrambi sono stati minoranza con Matteo Renzi, eppure dicono oggi nella sfida alla destra serve unità, perché il PD è un partito che al suo interno ha i meccanismi per garantire i diritti di tutti. Una mano tesa anche al gruppo dei più intransigenti. Chi vorrà raccoglierla e la sintesi sarà sempre il benvenuto. Ancora attualità politica, il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, lancia il suo governo di liberazione con l'idea di coinvolgere diversi partiti e liberare la Sicilia da vecchie logiche politiche. Ascoltiamolo. Si tratta di una scelta che riguarda una strategia che va al di là dei partiti, con il principio sturziano che pone l'attenzione di chi fa politica alla risoluzione delle criticità e delle emergenze che non hanno colore politico, e sarà un progetto trasversale. Posso solo dirvi che già le adesioni che ci sono di varia natura come storia, ma con un unico comune denominatore: l'amore per la nostra terra. Io sto dicendo semplicemente a Schifani che deve uscire dalla sindrome del Re Sole e soprattutto deve uscire dalla sindrome del cerchio magico. I suoi tecnici hanno fatto più danno della bomba atomica e per l'ennesima volta con questa legge di stabilità è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Dopo la falsa partenza di sabato scorso, oggi è il Click Day per prenotare il Sicilia Express, il treno che riporta a casa i fuorisede a tariffe calmierate. Ed è subito resta online. Lorena Dolci. Le 10 in punto, Click Day, proviamo a acquistare il nostro biglietto. Avevamo già inserito le credenziali, ma non riusciamo a entrare sul sito. Dopo vari tentativi riusciamo a trovare un biglietto da Milano Porta Garibaldi a Catania Centrale con partenza sabato 20 dicembre e rientro il 10 gennaio. Come noi dal centro-nord, migliaia di studenti e fuorisede hanno provato a prenotare uno dei 1100 posti disponibili sul Sicilia Express, che quest'anno si è raddoppiato. Dopo i problemi tecnici del 13 dicembre scorso, che hanno costretto a fare slittare il Click Day a oggi, i fortunati viaggiatori possono finalmente preparare le valigie. In pochi minuti i biglietti sono andati a ruba. Partenza il 20 o il 27 dicembre, ritorno a scelta fra il 5 e il 10 gennaio. Un viaggio di quasi 24 ore da Torino con varie tappe intermedie. I siciliani pagano dai 25 ai 30 euro. Una coppia di questi treni turistici andata e ritorno costa invece alla regione 156.000 euro. Totale 312.000 euro più 56.000 per l'intrattenimento. La cifra finale sfonda così 420.000 euro. Basta un confronto. Una coppia di Intercity costa circa 20.000 euro. Critico il Codacons. Questo non è un successo, è la prova che la battaglia contro il caro voli è stata persa. Non si possono celebrare soluzioni tamponi mentre i cittadini pagano prezzi insostenibili e i contribuenti finanziano interventi che non risolvono il problema. La mobilità è un diritto, non un sacrificio. La fiamma olimpica dei Giochi invernali ha fatto tappa a Palermo. Tra i tredofori anche l'allenatore rosanero Pippo Inzaghi. Marco Gullà. Un'emozione indescrivibile. La fiamma olimpica ha fatto tappa a Palermo. Il fuoco dei Giochi invernali di Milano Cortina ha attraversato la città, dallo stadio Renzo Barbera al Politeama, passando da via Libertà, via Crispi, il Foro Italico, via Lincoln, l'immersione a Palazzo Reale, come vediamo. Tra i 49 tedofori che hanno tenuto la fiamma, anche l'allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi. Poter fare una cosa simile, sono molto emozionato, poi insomma portarla a Palermo è qualcosa per me di speciale. Insomma, mi auguro di regalare ai tifosi del Palermo tante soddisfazioni, però oggi veramente è una giornata speciale ed è molto emozionante per me. Quei 200 metri penso che me li ricorderò per tutta la vita. Tanti tedofori che hanno fatto la staffetta per portare la fiamma olimpica al Politeama, anche se non sono mancate le polemiche, come l'assenza del più grande mezzofondista siciliano, l'argento olimpico Toto Antibo, che si è sfogato sui social. Un valore fondamentale dello sport è il merito, ha scritto su Facebook. Invece in questo
questa occasione si è trasformato lo sport in una passerella, privilegiando le conoscenze e i legami personali. La fiamma oggi attraverserà località come Cefalù, Agrigento, Enna, domani a Gela, Caltagirone e Ragusa, il 18 a Catania, il 19 tra Cirreale e Taormina, prima di toccare Messina e arrivare in Calabria. Catena Nuova, la morte di Salvatore De Luca, picchiato in strada in seguito a una lite e morto dopo 12 giorni d'agonia, aggrava le accuse nei confronti di un 23enne ora indagato per omicidio volontario. Il giovane, che nega ogni addebito, resta al momento a piede libero. Tonino De Mana. Da tentato omicidio a omicidio volontario, la morte di Salvatore De Luca, sopraggiunta dopo 12 giorni di agonia, aggrava la posizione del 23enne di Catena Nuova, accusato di avere picchiato brutalmente Salvatore De Luca, 57 anni, morto all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il giovane, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è dichiarato estraneo ai fatti e al momento rimane a piede libero. Resta da capire cosa abbia scatenato la furia omicida, forse innescata da contrasti personali tra le due famiglie. Quando i vicini sono intervenuti, De Luca era a terra ferito, colpito in pieno centro e in pieno giorno. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in elisoccorso. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Enna, che hanno raccolto alcune testimonianze che a questo punto diventano fondamentali per chiarire l'accaduto in un'area dove è avvenuto il pestaggio, probabilmente non coperta dai sistemi di videosorveglianza. Sarà l'autopsia a far luce anche sulle cause del decesso. A Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, i carabinieri hanno arrestato un mafioso della cosca Bontempo Scavo di Tortorici per estorsione a un allevatore. La vittima costretta a pagare 1.000 euro per ottenere la restituzione del bestiame che gli era stato rubato. A Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato armi, munizioni e droga in un casolare abbandonato a Montepo. Una pattuglia aveva notato alcune persone vicine ai ruderi dell'edificio abbandonato che, alla vista dei militari, sono subito fuggiti immediatamente dopo il sequestro. Ancora a Catania, rapina all'alba a una stazione di carburanti sull'asse dei servizi. Il malvivente, che indossava un casco, si è avvicinato all'addetto che stava prelevando il denaro dalla colonnina del self-service e, dopo averlo spinto a terra, gli ha rubato l'incasso. Ancora a Catania, i carabinieri hanno arrestato 2 persone per detenzione abusiva di materiale esplodente. Sono stati sequestrati 13.000 petardi e 1.000 cipolle, cosiddette del peso di 730 kg. Il materiale, dicono gli artificieri, ha un'elevatissima pericolosità. A Gela, dopo l'incendio doloso che ha distrutto il nuovo punto vendita Zangaloro appena prima dell'apertura ufficiale, istituzioni e cittadini si sono riuniti di fronte a ciò che resta del locale. Questa è la vera città, lo slogan in piazza. Gerry Italia. Un centinaio di persone si è radunato davanti ai resti del punto vendita del gruppo Zangaloro a Gela, distrutto da un incendio doloso nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, prima dell'apertura. Il sit-in era stato convocato dal sindaco Terenziano Di Stefano dopo il rogo che ha colpito un investimento destinato alla ristorazione, con una previsione di almeno 14 assunzioni. Presenti amministratori locali, sindacati, associazioni datoriali, partiti di centrosinistra e centrodestra, associazioni e società sportive, l'antiracket e anche diversi imprenditori. Assenti per motivi di lavoro i titolari dell'azienda che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi, non avrebbero ricevuto minacce o richieste estorsive. Gela non è quella che è alle mie spalle, ma Gela è quella che è davanti a noi, una Gela che guarda al futuro e che assolutamente ha allontanato questo tipo di passato da diversi anni. Sul piano giudiziario, il commissariato di polizia e la procura di Gela stanno conducendo le indagini per accertare le responsabilità del rogo. I sindacati hanno sottolineato l'impatto che episodi di questo tipo hanno sullo sviluppo economico e sull'occupazione. Dall'associazione antiracket di Gela invece è arrivato un invito diretto agli imprenditori a segnalare pressioni o intimidazioni. Al sit-in ha partecipato anche l'imprenditore niscemese Emanuele Lionti, da anni sotto scorta dopo aver denunciato i suoi estortori. È importantissimo che l'imprenditore che subisce questi atti senta la vicinanza degli altri imprenditori
e in questo caso anche dell'istituzione, del sindaco e dell'associazione di categoria. La vicenda, come annunciato dal Comune, sarà segnalata anche alla Commissione Nazionale Antimafia. Resta aperta la questione sul futuro del punto vendita e sui tempi di un eventuale nuovo avvio dell'investimento. Voltiamo pagina, il prossimo servizio è riservato ai buongustai. Se a Natale anche in Sicilia il re della tavola è sempre il panettone, la regina indiscussa è lei, la scacciata, non solo a Catania. Desirée Ferlito. Tra i piatti simbolo della tradizione c'è sicuramente la scacciata siciliana, una ricetta tutta catanese che racconta storie di famiglia e convivialità. Le tradizioni culinarie del Natale, un legame con il passato e con la famiglia. Piatto base delle comunità contadine, si dice che nel 1763 il principe di Paternò la volle come piatto principale delle cene natalizie, contribuendo a consolidarne la tradizione durante le festività. La scacciata si tramandò di generazione in generazione fino ad arrivare sulle nostre tavole. Qual è il segreto di una buona scacciata? Sale, acqua e lievito madre e farina di semola, solo semola. E viene buona così. Un impasto semplice, acqua, farina e lievito, che si trasforma in un guscio croccante pronto ad accogliere ripieni gustosi. E poi ma la ricetta più catanese di tutte è sempre quella. Tuma e acciughe, quella catanese. La classica. La classica, tuma e acciughe. Facciamo un disco di pasta, giusto? Così, rotondo. Mettiamo la tuma, così a girare. Noi li facciamo abbastanza sottile l'impasto. E poi tutto condimento, classica catanese. La ricetta e i gesti da custodire e trasmettere ai più giovani con amore, come Michelle che ha imparato come fare una perfetta scacciata da mamma Angela. Un'altra scacciata tipica a Catania è la scacciata con i broccoli, giusto? Partiamo dagli ingredienti, Michelle. Allora, gli ingredienti base per fare una schiacciata con i broccoli è sicuramente la nostra tuma o anche il primo sale, ma solitamente qui a Catania si usa la tuma. Poi abbiamo i broccoli fatti affogati, le classiche olive nere, la cipolletta e il pepato fresco. In forno vivace per circa mezz'ora e lo scrigno è pronto. La scacciata siciliana è il piatto delle feste che conquista e unisce tutti. Che voglia e buon appetito a chi ci segue. Noi facciamo una pausa, intanto tra poco per il calcio il Catania, che ha archiviato il pari con polemiche di Potenza, pensa già all'Atalanta Under 23. Vi aspetto. Calcio ha archiviato il turbolento pari di Potenza e che il Catania si prepara alla sfida casalinga contro l'Atalanta Under 23. In tribuna ha annunciata la presenza del patron Pelligra, Tonino De Mana. Andiamo avanti più forti di prima contro tutto e contro tutti. La frase postata da Matteo Di Gennaro sintetizza il momento del Catania che dopo il turbolento pari di Potenza va all'assalto dell'Atalanta Under 23 con l'obiettivo di confermarsi al massimino e di conservare la vetta della classifica, sapendo già il risultato del Benevento impegnato nell'anticipo del venerdì sul campo del Cerignola. Archiviato l'1-1 del Viviani, la squadra rossazzurra che potrà contare in tribuna sulla presenza del patron Pelligra vuole continuare a sfruttare il fattore campo che ha portato in dote 25 dei 38 punti complessivi con un bel 0 alla voce gol subiti. Numeri alla mano si annuncia una domenica difficile per gli orobici che devono riscattare la sconfitta casalinga con il Sorrento. Per un motivo o per un altro si affrontano due squadre arrabbiate con il Catania che, nonostante il primato in classifica, seppur in condominio con il Benevento, recrimina per i punti persi per strada, a volte per colpa di decisioni arbitrali alquanto discutibili, e gridano vendetta, sportiva ovviamente, il gol regolare annullato a Rolfini contro il Potenza ed il rigore negato sempre a Rolfini sul campo del Casarano, che si aggiungono ad altri episodi controversi registrati contro Trapani e Casertana. Il nostro primato dà fastidio, lo ha detto più volte mister Toscano, aprendo un dibattito che infiamma gli ambienti sportivi e non solo. Oggi intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti, forse il modo migliore per mettere in archivio il mezzo passo falso di Potenza. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.